It's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. So-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò io, l'America, questo è il nostro appuntamento settimanale su Radio Libertà per parlare di Stati Uniti, per essere più informati con la settimana che comincia. E cominciamo con le tante notizie che hanno contraddistinto come sempre questa scorsa settimana. Abbiamo visto Artemis, una missione che era diretta verso la Luna. Avete visto anche le foto sui social bellissime che inquadravano la Terra dalla stazione spaziale. Parliamo, attenzione, di una missione che però fa parte del programma della NASA che l'amministrazione Trump ha voluto imporre alla NASA, giustamente. Perché? Perché si parla di un Donald Trump che ha chiesto di voler fare una base sulla Luna per gli Stati Uniti, e parliamo di un Donald Trump che vuole che questa missione sia pronta per il 2028. Perché? Perché la battaglia, la corsa allo spazio è tornata più forte, più importante anche di prima, una corsa allo spazio che serve anche per mostrare quanto tecnologicamente siano avanzati gli Stati Uniti o i cinesi o gli europei, a seconda poi di chi si va ad analizzare. Avete visto anche per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, quello è uno dei tanti temi, ovviamente sia Cina sia Stati Uniti, anche lì si danno battaglia con i cinesi che nella presentazione per quanto riguarda il Partito Comunista hanno fatto vedere addirittura la nuova versione dei loro robot. Quindi questo semplicemente per dare un contesto su quanto anche la tecnologia sia fondamentale per quanto riguarda queste guerre di soft power tra superpotenze. Parliamo di Stati Uniti che infatti, quindi con Donald Trump, quando il presidente ha vinto le elezioni del 2024, ha dichiarato che quindi oltre a una base lunare serve anche un ritorno per quanto riguarda l'energia nucleare, ma anche la volontà, attenzione, di voler piantare la bandiera americana con astronauti su Marte. Questo ovviamente per quanto riguarda anche l'arrivo su Marte per il 2028, passando però dalla creazione di una base proprio sulla Luna. Attenzione, perché poi ricorderete quanto discusso poi dall'ONU negli anni '60, ovvero che nessun paese in teoria può conquistare un pezzo di terra sulla Luna, ma ovviamente nel caso gli Stati Uniti decidessero di creare basi lunari, chi andrebbe poi a toglierle al paese a stelle e strisce? Infatti parliamo comunque di un programma Artemis, che è quello dedicato proprio a queste missioni per la vincita per quanto riguarda la corsa allo spazio. E andando invece con le notizie, tornando invece sul pianeta Terra e rimanendo in tema di elezioni, perché? Perché l'avversario di Donald Trump del 2024, Kamala Harris, che ha perso in maniera direi chiara e netta, non ha escluso la propria candidatura nel 2028. Ecco, Kamala però dovrà ricordarsi che bisogna fare le primarie all'interno del proprio partito per poter poi vincere
la nomina di candidato per la presidenza del Partito Democratico e poi poter correre per le presidenziali, cosa che non ha fatto nel 2024, approfittando di una indisposizione del presidente allora Joe Biden. Parliamo anche, attenzione, di tante altre notizie anche per quanto riguarda proprio le stesse elezioni, ma non in questo caso elezioni presidenziali, ma elezioni in California. Perché? Perché il candidato più importante in questo momento per quanto riguarda le elezioni in California del Partito Democratico è stato accusato di molestie sessuali. Quindi attenzione, non è un repubblicano e quindi ovviamente non abbiamo visto la notizia su tutti i giornali italiani in cui magari davano anche dei retroscena falsi, ma abbiamo potuto constatare questa notizia solo leggendo, attenzione, quelli internazionali o proprio americani come media. Quindi questo per farvi capire come è trattata la politica americana in Europa e in Italia soprattutto. Parliamo quindi di un presidente per quanto riguarda un candidato al ruolo di governatore, perché si tratta di governatori in California e per ogni stato americano. Parliamo di un candidato che dovrà per forza di cose togliere la propria candidatura, come anche già ammesso in conferenza stampa e come anche voluto dal partito, una propria delle proprie dimissioni. Ecco, rimanendo però in California, a Los Angeles si rischia, attenzione, nella Los Angeles dove ricorderete la sindaca aveva criticato l'amministrazione Trump per come aveva gestito ICE, per come aveva gestito le proteste popolari. Ecco, le scuole della tanto incredibile e democratica Los Angeles rischiano una chiusura di circa l'85%. Perché? Perché attenzione, i lavoratori stanno proprio per scendere in piazza per uno sciopero. Perché? Perché le paghe non sono abbastanza. Le paghe di lavoratori federali, di lavoratori statali per l'educazione, per l'istruzione, per dare un futuro ai californiani, ecco, non sono abbastanza per vivere nella cara Los Angeles. Una Los Angeles che tra l'altro vedrà uno sciopero addirittura di 3 diversi sindacati. Parliamo quindi di una situazione molto interessante. Per ora i più grandi rappresentanti fanno spallucce per quanto riguarda lo sciopero, anche se le notizie sembrano che vadano poi in quella direzione, probabilmente per ottenere un accordo in questo momento sul photo finish. Ma attenzione, l'amministrazione Biden, quando governava purtroppo gli Stati Uniti, ha rilasciato una personalità che poi, come al solito si è scoperto non fosse adeguata. Perché? Perché è un criminale in Florida che ha causato delle problematiche proprio alla popolazione, un killer, è stato rilasciato dall'amministrazione Biden all'epoca per essere considerato quindi idoneo all'asilo. Purtroppo quindi parliamo di un'altra situazione in cui poiché la persona era haitiana e quindi parliamo di una situazione
di un paese grave, sì, perché ricorderete, ne abbiamo parlato anche ovviamente su in questa trasmissione, che Haiti è in questo momento in mano ancora a delle gang violente che addirittura possono, si dice, pratichino anche cannibalismo. Ecco, comunque, questo non vuol dire che immigrati haitiani possano poi circolare liberamente quando non sono delle personalità adatte per la società. Perché? Perché questo immigrante haitiano ha purtroppo ha utilizzato un martello per porre fine a delle vite umane. Parliamo di un uomo di 40 anni che ha ucciso una donna e questo ovviamente è un episodio che Donald Trump ha voluto mettere in evidenza anche per la differenza fra le due amministrazioni come approccio. Ovviamente non si può sistemare in poco tempo i disastri dell'amministrazione Biden e prima dell'amministrazione Obama. Obama che ovviamente nessuno nei media italiani tradizionali equipara a Trump per quanto riguarda i conflitti, quando in realtà Obama era un presidente molto molto violento ed aggressivo. Ricorderete i bombardamenti con i droni sui villaggi proprio in Afghanistan, villaggi ovviamente civili con molte volte in realtà nessun talebano al proprio interno, interi villaggi distrutti dai bombardamenti di droni. Ecco, questo è sempre, sono gli stessi democratici che poi attaccano Donald Trump per quanto riguarda la guerra in Iran, quando alla fine il presidente degli Stati Uniti, per quanto riguarda gli Stati Uniti, ha proprio attaccato i reparti per quanto riguarda le armi nucleari o comunque lo studio del nucleare e i reparti militari. Infatti il presidente questa settimana ha dichiarato che l'intera flotta dell'Iran è stata affondata o comunque ha subito danni gravissimi. Anche per questo ovviamente gli Stati Uniti, come dichiarato dallo stesso presidente, saranno poi in controllo dello stretto di Hormuz. Quindi lo stretto di Hormuz che cambia di nuovo proprietario, tra virgolette. Anche prima gli Stati Uniti avevano parte del controllo, ma ora serve proprio per gli Stati Uniti. Ovviamente ci sono tante questioni da tenere in considerazione. L'Iran che voleva la bomba nucleare, un Iran che ha la bomba nucleare e che è aggressivo verso l'alleato Israele per gli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz che forse era collegato a delle ambizioni iraniane per quanto riguarda il controllo di quell'area del mondo. Un Iran, tra l'altro, che era avversario politico e militare degli alleati degli Stati Uniti, non solo Israele, ma anche gli alleati dei paesi del Golfo come l'Arabia Saudita. Quindi si parla di tante cose che sono sul piatto e che purtroppo non vengono analizzate con cura dai commentatori, dagli opinionisti. E infatti parliamo anche di Stati Uniti che vedranno la discussione per quanto riguarda il 25° emendamento della Costituzione, anche per quanto riguarda, in questo caso, dato che è una battaglia che per esempio esponenti come Alexandra Ocasio-Cortez stanno portando avanti. Ovviamente si parla, Alexandra Ocasio-Cortez, di una democratica che tra l'altro questa settimana ha dichiarato che secondo lei, e anzi invita caldamente i militari a non seguire gli ordini del presidente Trump. Ecco, questo è un emendamento che in realtà
parla della successione per quanto riguarda una vacanza, nel caso di problematiche per quanto riguarda ehm, il presidente degli Stati Uniti. Ad esempio, nel 2021 questo emendamento è stato utilizzato per rendere, ovviamente temporaneamente in quel caso, Kamala Harris presidente, mentre il presidente Joe Biden si trovava a dover affrontare una operazione medica. Quindi parliamo di una situazione come invece nel caso della sezione 4, dove vi è una rimozione involontaria del presidente, quindi che il vicepresidente possa, insieme a un corpo non specificato del congresso, possa dichiarare il presidente inabile a mantenere i poteri e poter anche attenzione quindi, dichiarare il presidente non adatto a performare il proprio incarico. È stato provato nel 2021 quando, il vicepresidente, attenzione, Pence e, dei senatori, democratici avevano dichiarato, Donald Trump, inabile, a performare il proprio incarico di presidente nel 2021, ricorderete il 6 gennaio del 2021, quando dei facinorosi avevano assaltato il Campidoglio. Ecco, in quel caso ovviamente si risolse in un nulla di fatto e ovviamente democratici come al solito cercano di sviare l'attenzione quando questo emendamento nei casi delle loro presidenze dovrebbero essere invocati sempre più spesso. Bill Clinton, Lyndon Johnson, Obama, anche Joe Biden è stato un presidente molto aggressivo militarmente. Con quest'ultima notizia vi saluto, vi aspetto la prossima settimana, sempre qui su Radio Libertà. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti.